Buongiorno, oggi siamo a Pila, frazione di Portotolle, e andiamo a visitare il mercato ittico di questa cittadina. La pesca è per la maggior parte degli abitanti del territorio la guida economica e questo mercato decisamente ha una importanza rilevante per questa economia. Il porto del mercato viene inaugurato nel 1995 in circa 5.538 metri quadri, 600 dei quali coperti, con all'interno 5 celle frigorifere per la produzione e conservazione dei sacchi di ghiaccio e una cella frigorifera per il deposito del pesce interno. Di fronte una palazzina di 2 piani che ospita nel primo piano gli uffici della cooperativa e un bar ristoro, e al secondo piano la sala riunioni dove è possibile ammirare la laguna del Barbamarco. Ci facciamo spiegare un po' di cose dal veterinario dottor Nicola Tiengo, che è il veterinario della cooperativa Pescatori Pila, come si svolge l'asta ed altre curiosità. Sono con il veterinario, il responsabile appunto di questo mercato, Nicola Tiengo. Allora dottore, innanzitutto com'è che funziona il mercato? Praticamente è un'asta È un'asta, cosiddetta asta al ribasso, nel senso che il pesce conferito passa attraverso il primo nastro trasportatore, è visionato dal commerciante e una volta raggiunta la bilancia l'astatore impone un prezzo, il prezzo massimo. Da questo prezzo massimo la ruota inizia a ruotare in senso negativo, cioè il prezzo inizia a calare e il commerciante si aggiudica il prodotto premendo un pulsante a un prezzo inferiore rispetto a quanto battuto dall'astatore in prima istanza, cosiddetta asta al ribasso. La qualità del pescato dell'Adriatico com'è? Dal punto di vista, diciamo, organolettico, noi, ti ripeto, abbiamo un pesce che non raggiunge mai taglie importanti, però dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche culinarie io penso non ci sia pari al mondo, anche come pescosità. Noi pensiamo a quanta gente vive sul mare Adriatico e lui riesce sempre a proporre qualcosa di positivo. Ripeto, la taglia non è granché, però il nostro pesce è sicuramente tra i migliori dal punto di vista proprio delle caratteristiche gustative.